Buongiorno Barbara, Buongiorno Paolo. le chiedo cortesemente di presentarsi. Chi è, cosa fa, dove lavora? Allora, io sono Barbara Libardi e sono titolare del Solettificio Padano, che è un'azienda, una microimpresa che produce sottopiedi per calzature. Bene, grazie. Immagino nella Riviera del Brenta. Certo, nella Riviera del Brenta e comunque noi lavoriamo e collaboriamo anche al di fuori della Riviera del Brenta. Grazie Barbara. Lei è qui perché la sua azienda partecipa al progetto Job Week Veneto promosso da Union Camere del Veneto, Camere Provinciali e il coordinamento scientifico dell'Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova, perché dice io ho una posizione che propongo a una persona laureata under 30. Di che posizione si tratta? Qual è Allora, il titolo della posizione? Quali sono le conoscenze richieste e le skill gradite? Prego Barbara. Allora, il nostro progetto si basa su un'economia circolare, quindi una produzione ecosostenibile, e stiamo cercando una figura che sia nell'ambito della laurea in ambiente, ok? E che ovviamente abbia una piccola conoscenza in ambito di calzature, in quanto io faccio un solo prodotto, ma il mio prodotto è collegato ad altri del settore. Bene, se intuisco bene, quindi il bacino di reclutamento principale è una persona che abbia o una laurea scientifica, che quindi conosca un po' il tema degli impatti ambientali, oppure, ma mi dica lei se dico bene, anche magari di matrice economica, ma che abbia sviluppato insegnamenti, che abbia in bagaglio delle conoscenze sull'economia o sul management ambientale. Dico bene? Certo, ha centrato proprio la mia richiesta. Bene. Lingua inglese, abilità relazionali? Sì, è importante anche in lingua inglese, in quanto faremo delle ricerche in ambito tramite i social e tutto, e quindi bisogna avere un minimo di conoscenza. E abilità relazionali gradite? Sì, anche diciamo in parte, perché alla fine l'importante è avere una conoscenza più della lingua inglese che non di relazioni. Bene, grazie. Abbiamo citato Solettificio Padano, la sua azienda, abbiamo detto che si trova nella mitica, iconica Riviera del Brenta, leader per la calzatura di lusso, e ci dica qualcosa in più sul core business della sua azienda. Prego. E appunto, come le spiegavo all'inizio, noi produciamo sottopiedi per calzature, per Griff, ma collaboriamo anche con clienti esteri del Canada. E niente, faccio a livello solo calzature da donna, stiamo iniziando da uomo e vorremmo iniziare anche per il bambino. E basta, altro non ho da dire, insomma, mi sembra di aver detto tutto. Aspetto felicemente che qualcuno venga a visitare la mia azienda e di conoscerla, insomma. Bene, grazie Barbara. E supponiamo che io sia interessato a questo job e che avessi meno di 30 anni, ahimè non li ho, ma supponiamo che sia così. Ma perché dovrei applicare? Perché dovrei candidarmi per questa posizione proprio nella sua azienda? Mi dia almeno una buona ragione per la quale dovrei fare questo. Allora, innanzitutto perché la mia azienda è innovativa. Io da circa 2 anni ho adottato una produzione lean, quindi molto flessibile. A. B, perché ho gente giovane. C, perché siamo nel mondo della calzatura, quindi nel mondo artistico, nel mondo colorato, nel mondo felice, quindi uno sicuramente non dice di no ad entrare nella mia azienda. Nel momento in cui No, scopre tu questa realtà, dice io voglio lavorare esattamente in Solettificio Padano. certo, Bene, grazie Barbara per aver aderito al progetto, per il tempo dedicato a questa conversazione e buon lavoro. grazie a lei. Arrivederci.